Domani ci sarà quindi questa manifestazione, sarà la manifestazione a Piazza Politeama, giusto per sottolineare la volontà di voler cambiare le cose. Tra l'altro c'è grandissima partecipazione di tantissimi siciliani che vivono fuori dalla Sicilia, che rientreranno proprio in questa occasione per sensibilizzare, diciamo, la responsabilità oggettiva di ogni singolo cittadino. Poco fa un ascoltatore mi diceva: ma noi che cosa possiamo fare? Intanto penso che una manifestazione di questo tipo meriterebbe il coinvolgimento e la partecipazione. Però le chiedo di usare delle parole più convincenti di quelle che potrei utilizzare io, per sottolineare quali sono i punti da mettere a fuoco con questa manifestazione e quello che si vuole raggiungere. Prego. Innanzitutto bisogna dire che attualmente il tema del federalismo fiscale è un tema di cui se ne parla tantissimo, però tante volte ci si dimentica che la regione siciliana è una regione a statuto speciale, quindi non dovrebbe essere coinvolta dal federalismo fiscale che dovrebbe riguardare le altre regioni. La regione siciliana ha già un suo statuto speciale che prevede una autonomia anche finanziaria. Il problema è che la prevede soltanto perché da 64 anni non sono stati fatti decreti attuativi affinché quanto previsto dallo statuto fosse messo in pratica. Ma secondo lei perché non hanno mai messo in atto, diciamo, queste possibilità che avremmo avuto, tutto sommato? Devo essere sincero? Sì, no, deve, assolutamente, se no lo dico io. Ognuno dice la sua. Per me se ne sono fottuti altamente. Beh, questo è il mio punto di vista, perdoni la schiettezza. Sì, guardi, praticamente attuare lo statuto non conviene né allo Stato italiano, l'abbiamo detto prima, 7 miliardi di euro in meno dalla Sicilia, e purtroppo non è convenuto fino ad ora neanche ai politici siciliani. Perché? Perché hanno potuto così sperperare le risorse e poi chiedere sempre che si riaprisse il rubinetto da Roma. Quindi diciamo una questione di responsabilità, dice se dobbiamo gestirli noi, qua dobbiamo dare conto e ragione. Quindi significa se entrano 10 miliardi all'anno in più di gettiti in qualche maniera, devono essere gestiti qua in Sicilia, e ci potrebbe essere il pericolo che se non vengono gestiti bene, visto che sono soldi nostri, la gente potrebbe anche cominciare a alterarsi e intraprendere azioni poco pulite, o no? Perché c'è un po' di saturazione secondo me da parte della gente, molta gente è veramente stanca, al di là di quelli che sono contenti che le cose restino così perché hanno tutti i loro interessi, ma c'è tanta gente che è veramente quasi alla canna del gas, per cui sarebbe opportuno cominciare a pensare in maniera leale a come intraprendere queste azioni. Assolutamente d'accordo. Tra l'altro lo statuto speciale della regione siciliana prevede una sola entrata proveniente dal centro, dallo Stato italiano. Tra l'altro un'entrata che andrebbe rivalutata ogni 5 anni, eventualmente abolita se si vedesse che le situazioni economiche della Sicilia potrebbero migliorare in qualche maniera, avessero raggiunto quelle standard di tutto il paese. Ovviamente. Quindi è uno statuto che, al contrario di quanti molti pensano, non comporta un assistenzialismo da parte dello Stato verso la regione, tutto al contrario, è una responsabilità della regione sulle proprie entrate. In cosa consisterà la manifestazione domani, che ricordiamolo partirà da Piazza Politeama intorno alle 15:30, giusto? Esattamente, la manifestazione consisterà in un corteo pacifico, in cui saranno presenti tantissimi striscioni di associazioni e moltissime bandiere, moltissime delle quali siciliane ovviamente. Certo. E faremo questo corteo, una bella passeggiata pacifica che si dirigerà verso il Palazzo Reale, dove lì alla fine, quindi al termine della manifestazione, una bambina di 4 anni che vuole rappresentare un po' il futuro della Sicilia affiggerà un nostro appello nel portone dell'Ars, simbolicamente. Quindi questo appello è per tutta la rappresentanza istituzionale eletta dai siciliani, non soltanto quella dell'Ars ovviamente. Beh, mi piacerebbe sentire il punto di vista di una serie di personaggi proprio della politica siciliana, dal presidente della regione al presidente dell'Ars e qualche altro assessore, insomma, per capire quanta intenzione ci potrebbe essere nei loro progetti in un'operazione di questo tipo. Perché, voglio dire, io poi non ne capisco molto, ma insomma mi muovo un po' per logica. È abbastanza logico quello di cui stiamo parlando, c'è stata fatta una politica che sicuramente ha portato a quello in cui ci troviamo adesso, probabilmente con un po' più di oculatezza e gestione adeguata dei soldi che ci spetterebbero potremmo stare meglio, quindi è insomma un po' così. Tra l'altro domani mi passerà una bella giornata, perché io la mattina sarò anche al Teatro Politeama, dove ci sarà Gianfranco Micichè che parlerà del Partito del Sud e tutti gli organi del Partito del Sud, che in qualche maniera si muovono anche loro per un'autonomia del Sud, quindi non è tanto distante. Sarebbe bello sapere
e cosa ne pensano anche loro di questo tipo. Voi vi siete già confrontati con qualche personaggio politico in merito a questa vicenda? Noi siamo un comitato di liberi cittadini, quindi abbiamo organizzato questa manifestazione e non ci siamo confrontati come comitato con nessuno. Vedremo domani se qualcuno dei politici verrà. Le volevo dire una cosa. Sì, prego. Attualmente c'è una speranza, dicevamo prima lo statuto fino ad ora non è convenuto né allo Stato italiano né ai politici siciliani, conviene in realtà soltanto ai cittadini, però siccome si prospetta un federalismo fiscale, ora i politici siciliani capiscono che in ogni caso verrà meno questa possibilità di riaprire i rubinetti romani nel momento in cui i soldi dovessero finire, quindi forse sono un po' più sensibili alla tematica dello statuto. Ecco, di necessità finalmente ne faremo virtù, facciamo così. Io la ringrazio per la sua disponibilità, appuntamento domani pomeriggio alle 15:30 a Piazza Politeama per questa marcia che ci porterà davanti l'Ars per questo statuto vero e proprio dell'autonomia siciliana. È stato con noi Fonso Genchi, appunto portavoce del comitato locale di Palermo. La ringrazio moltissimo, a domani. Una buona giornata. Grazie a lei. Noi siamo arrivati così in conclusione del nostro Time Magazine, chiudiamo velocemente perché oggi è venerdì e quindi pronto a partire dalle 12 all'1 con Massimo Pisciotta e Elena Chiavetta, Time Sport speciale Palermo. E detto questo, grazie a voi tutti per l'ascolto. Il Time Magazine tornerà in diretta lunedì mattina alle 10:30, vi ricordo la replica di questa sera e l'appuntamento di domani al sabato per Time Magazine The Week. Grazie per l'ascolto, grazie a Rino Sparacino, da Mario Caminita è tutto, mentre Massimo Pisciotta nella prossima ora insieme a Elena Chiavetta speciale Palermo. Esattamente. Buon ascolto su Radio Time. Ciao. Time Magazine.